Viaggio di nozze, cosa mi raccontate? Non lo sappiamo. Dove ti piacerebbe andare? Alle Maldive. Beh, andare a Bora Bora. Quindi qualcosa di romanticissimo, di esotico? Sì, 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 al mare, così, tranquilli. Piacerebbe molto. Facciamo New York, Orlando e poi andiamo in Messico. Ci piacerebbe andare, anzi ci piacerà andare in Australia, quindi prediligiamo le mete un po' alternative, insomma, posti un po' distanti. C'è una meta che vi piacerebbe in particolar modo? Il mio paese, Santo Domingo. Come tour o proprio una cosa stazionaria dove avete appunto tutti i comfort? Viaggio di nozze come tour. Con tutti e due conosciamo già i Caraibi, ed è probabilmente uno dei posti al mondo che ci piace di più. Che per relax, diciamo, per godere il momento è uno dei posti più belli per andare. In Messico c'è la visita, c'è tutta la costa, la visita della costa Riviera Maya e dopo c'è il relax del mare. Beh, io direi una meta esotica, sempre turistica. Quanti giorni prenderete per questo viaggio? Secondo me almeno 15. Almeno... Sì, non è un po' troppo. Un sogno della vita, andare lì e quindi la scelta è poi caduta automaticamente su questo posto, insomma. Viaggio di nozze. Bisognerebbe andarci prima.